Mister, ci voleva una prestazione del genere da grande squadra, dopo essere andate sotto dopo un paio di minuti avete reagito molto bene, avete trovato il pareggio e poi nel secondo tempo avreste potuto anche vincerla. Sì, le ragazze sono state molto brave, perché venire a giocare in questo campo contro questo Genoa è difficile. Loro sono una squadra veramente molto importante, quindi già l'affrontare una squadra di questo livello, il viaggio che comunque non ti rende, diciamo, la vita facile, ecco, è tutto così molto più complicato. In più, come dicevi te, il gol preso al terzo minuto su una deviazione poteva metterti ulteriormente in difficoltà, però le ragazze sono state in partita, nonostante un primo tempo dove non mi sono piaciute tantissimo perché eravamo in ritardo negli appoggi, molli nei contrasti, comunque sia stata in gara, e poi nel secondo tempo abbiamo alzato il livello, abbiamo avuto 4 occasioni, la partita assolutamente potevamo vincerla, quindi siamo contenti del risultato, sappiamo che potevamo anche portare a casa qualcosa in più, però la cosa che mi fa ben sperare è che comunque noi con le prime 4 di questo campionato, che come diciamo sempre non c'entrano nulla con questo campionato, abbiamo fatto punti con tutte, questa è dimostrazione del fatto che siamo una squadra che può veramente giocarsela con tutte, ed è ancora più un peccato. Sono ancora più un peccato quei punti persi contro quelle più piccole, che però ci fanno capire che probabilmente dobbiamo fare ancora un percorso di crescita a livello di maturità, e cercheremo di farlo in queste partite che ci porteranno a fine stagione, ecco. L'abito di questa squadra sembra cucito su misura per partite di questo tipo, per queste grandi partite. Adesso avete un calendario sulla carta complicato contro Parma, Bologna, non solo, squadre che vi sono davanti in classifica. È rassicurante però da un certo punto di vista queste prestazioni contro questo tipo di squadra. Sì, ma il calendario è complicato a prescindere da chi trovi, perché come dicevamo prima noi purtroppo abbiamo perso tanti punti con le piccole, quindi anche la partita con la piccola non ti lascia mai tranquilla, ecco. Però quando vedi una squadra come oggi che ha voglia di darsi una mano, che ha voglia di arrivare al risultato, nonostante magari una giornata un po' sottotono generica, ok, di tutte, dove magari sembrava di vedere una squadra un pochino più lenta del solito e tutto, però siamo riusciti a fare un punto, siamo riusciti a creare 4 occasioni pulite da poterla chiudere, abbiamo rischiato poco e le ragazze sono state in gara, sono contento di chi ha giocato, sono contento di chi è entrato, sono contento di chi da fuori ha aiutato la squadra, siamo un bel gruppo e penso che meritiamo tanto, ed è per questo che dobbiamo cercare di finire il meglio possibile, perché meritiamo di toglierci tante soddisfazioni in questo campionato. Grazie e complimenti. Prego.